Il Veneto e il Friuli, fino allo Judrio, entrarono a far parte del Regno d'Italia solo nel 1866. Tutte le élite terriere erano fieramente anti-austriache. L'agricoltura rimase saldamente basata sulla famiglia colonica, su quella mezzadrile e dei piccoli e medi contadini proprietari. I sotans rimasero circoscritti ad alcune grandi aziende della bassa pianura pordenonese e dei territori ex-austriaci e sempre e comunque legati con contratti di colonia parziaria su piccole superfici concesse dal proprietario. L'Associazione Agraria Friulana, fondata nel 1846, di cui facevano parte i maggiori proprietari, continuò la sua battaglia per procurare ai soci moderne attrezzature e consigliare tecniche innovative. Il padrone aveva l'obbligo morale di garantire il minimo vitale e il colono riconosceva la legittimità del prelievo dei frutti del suo lavoro e si disobbligava con la lealtà. Era un rapporto paternalistico signorile che poneva dei limiti morali allo sfruttamento, un rapporto secondo il quale le élite terriere friulane troveranno per alcuni decenni la loro legittimazione nella società rurale. La produzione agricola si basava su famiglie coloniche allargate, in grado di compiere tempestivamente lavori di miglioria nei campi, di allevare crescenti quantità di bachi e di prestare, comunque, opera semigratuita nei poderi sperimentali tenuti in economia. In Friuli, il bacco da seta era il prodotto che univa agricoltura e industria. Era l'industria che andava in campagna, localizzandosi vicino alle zone di maggiore produzione. Le infinite cure richieste dall'allevamento del baco rendevano questa coltura uno dei punti di forza del rapporto colonico, ma anche della coltura promiscua, e quindi baluardo alla diffusione delle coltivazioni meccanizzate estensive. Nelle filande, 154 nel 1890, andranno poi a lavorare le ragazze delle famiglie contadine e mezzadrili. Il bacco continuerà così a generare lavoro. I contratti d'affitto misto e mezzadria erano dominanti. Imperava la coltura promiscua, il grano turco, il frutteto, la vite e i gelsi, la legna da ardere, l'allevamento d'animali di bassa corte, le pecore, i maiali, eccetera. Il proprietario, per un preciso obbligo prima morale e poi contrattuale, riceveva in date canoniche onoranze e regalie, tacchini, polli, capponi, oche, uova, e concedeva al colono di allevare agnelli, maiali e animali da cortile, a suo esclusivo beneficio per poterli vendere. Nella società rurale il giorno di mercato era il giorno più atteso. Era il giorno in cui la famiglia poteva disporre di un po' di denaro e i mercati erano sempre animatissimi. Qui i coloni andavano a vendere prodotti di cui erano gli esclusivi proprietari. I contadini friulani lavoravano per lo più piccoli appezzamenti spesso di scarsa qualità e usavano ancora strumenti di lavoro rudimentali. Questo determinava uno scarso rendimento dei campi e spesso li costringeva all'emigrazione. Nel periodo 1875-1915 era cresciuta sia l'emigrazione transoceanica che quella temporanea verso Impero Asburgico, Germania e Francia. Dal Comitato per l'Emigrazione, sorto nel 1878 in seno all'Associazione Agraria Friulana, con il compito di portare aiuto alle famiglie preda degli ingaggiatori, era nato nel 1891 il Socialista Segretariato per l'Emigrazione, diretto da Giovanni Cosattini e da Ernesto Piemonte. Nel 1905 sorse poi il Segretariato del Popolo, di ispirazione cattolica, diretto da Don Eugenio Blanchini.
In Friuli i socialisti si avvicinarono alle masse rurali in ritardo rispetto ad altre zone d'Italia. Questo dipendeva dal fatto che era poco diffusa la figura del bracciante salariato. Il Partito Socialista aveva definito come suo obiettivo la socializzazione della terra, ignorava tra l'altro la carica di rottura insita nell'aspirazione dei coloni e dei contadini al possesso della terra, cosa di cui erano consapevoli i fautori del movimento delle leghe contadine che vescovi, parroci e sindacalisti, soprattutto cattolici, avevano già enormemente sviluppato nel Veneto e nel Friuli. I parroci erano contrari a qualsiasi degradazione dell'azienda familiare contadina alla condizione bracciantile. Sorsero decine di cooperative, latterie e casse rurali cattoliche per il sostegno economico dei contadini. La diffusione degli essiccatoi moderni e delle filande nelle zone rurali consentì il lavoro delle donne senza che per questo diventassero operaie. Il Friuli arrivò ben presto a produrre quasi un sesto dell'intera produzione nazionale di bozzoli. Il suffragio universale maschile e la Prima Guerra Mondiale misero fine al controllo sociale e all'egemonia delle élite terriere friulane. La realtà dell'intero Friuli fu cambiata, soprattutto dall'occupazione austro-tedesca dopo la rotta di Caporetto, che comportò la distruzione dell'intera economia. Sia l'industria, sia i commerci, sia l'agricoltura furono di fatto cancellate dagli invasori e la popolazione derubata di ogni avere e affamata. L'intera classe dirigente era fuggita scegliendo la profuganza e abbandonando ogni cosa. Alla fine del conflitto, sia i proprietari facenti parte delle giunte diocesane, sia quelli anticlericali, furono concordi nell'accusare i contadini d'aver saccheggiato le loro case e ville. In realtà, le ville sarebbero state saccheggiate ugualmente, e lo furono, anche dagli austro-tedeschi. Abbandonato ogni comprensivo paternalismo, i possidenti chiesero il pagamento integrale delle partitanze e degli affitti per il 1917 e il 1918, così come se non fossero passate le cavallette germaniche. La risposta dei contadini non si fece attendere, costituirono delle leghe bianche, quelle cattoliche che si ispiravano al Partito Popolare di Don Sturzo, leghe rosse, quelle dirette dai socialisti. Tra Veneto e Friuli vi si iscrissero quasi 500.000 di contadini. Il leghismo bianco dal Trevigiano si estese al Pordenonese e poi nel Friuli, per merito del giovane sindacalista del Partito Popolare Tiziano Tessitori e di parroci come Don Lozer e Don Concina. Si raggiunsero i 40.000 iscritti in ben 92 leghe di paese. Le leghe rosse rimasero circoscritte nella bassa Pordenonese e soprattutto nel Friuli ex-austriaco, ove Giovanni Minut riuscì a coagulare tutti i coloni nella sua organizzazione. La convinzione dell'iniquità del rapporto mezzadrile, che fino ad allora i proprietari s'erano sforzati di definire come società di due soci, i pesanti gravami e la illegittimità di voler avere la metà di raccolti vanificati dalla guerra, indusse i coloni e i mezzadri a chiedere la fine del rapporto mezzadrile e il passaggio all'affitto a denaro.
L'Associazione Agraria Friulana era disposta a concedere l'eliminazione delle regalie, ma neanche concepiva l'eventualità di eliminare la mezzadria, contratto forgiato nei secoli dall'esperienza e dalla saggezza. Vi furono dimostrazioni popolari e scioperi. Le bandiere delle leghe venivano benedette dai parroci e i cortei per i paesi si svolgevano spesso con bande musicali. Squadre di giovanotti robusti, gli arditi bianchi, avevano il compito di intimidire i gastaldi e i padroni stessi nelle loro residenze per indurli a firmare il nuovo patto. Non vi furono però atti di vera violenza né incendi o azioni di terrorismo agrario, solo qualche scontro con i carabinieri. Infine si giunse a minacciare di vendere i bachi da seta dell'annata 1920, trattenendosi il ricavato. Continuarono intimidazioni e saccheggi contro i proprietari. Questi fatti indussero i maggiorenti del Partito Popolare a incontrarsi con i rappresentanti dell'Associazione Agraria, senza invitare tessitori e l'Unione del Lavoro, trovando subito un accordo per la divisione dei bozzoli, 50% al colono, 40% al padrone, 10% in deposito presso terzi. Del passaggio della mezzadria in affitto neanche a parlarne. Le trattative continuarono fino al 9 luglio 1920, arrivando a una ripartizione più favorevole al colono del 6% dei bozzoli e del 10% per il frumento, come premio transitorio. Nella primavera del 1920 si ebbero le prime azioni di violenza fascista organizzata, che continuarono durante tutto l'inverno. Furono opera di gruppi di ex arditi dell'esercito che devastarono alcuni circoli di cultura e case del popolo e compirono vili aggressioni ai danni di dirigenti socialisti e sindacali. Nel dicembre 1920 i fascisti distrussero i circoli di cultura di Aquileia, Ruda, Fiumicello, Mariano e la Camera del Lavoro e il Circolo di Cultura di Aiello. I proprietari terrieri inviarono già nell'inverno del 21 le disdette ai propri coloni. Il loro chiaro obiettivo era quello di annullare i patti sottoscritti l'anno precedente ed imporre ai contadini nuovi contratti a loro favorevoli, pena l'espulsione dai fondi. Nelle grandi aziende agricole, nonostante gli scioperi organizzati dalle Leghe Rosse, i braccianti ricattati di licenziamento furono costretti ad accettare salari più bassi. I proprietari delle filande di seta imposero l'aumento delle ore lavorative giornaliere senza alcun aumento salariale. Contemporaneamente i fascisti, accresciute le loro fila, con le istituzioni conniventi o latitanti, diedero il via a una nuova ondata di violenza che si protrasse per tutto il 1921 e il 1922. Continuarono le distruzioni e le aggressioni. L'azione dei fascisti si svolgeva sempre più spesso con aiuti che giungevano dalle province della Venezia Giulia e del Veneto. Con Mussolini presidente del Consiglio, fin dai primi mesi del 1923, le forze dell'ordine vennero impiegate in azioni repressive contro militanti sindacali e politici antifascisti. Si poteva procedere liberamente al licenziamento di operai e contadini sovversivi. Dalle aziende contadine alle fabbriche, il Friuli fu colpito dall'ondata repressiva. Tra il 1923 e il 1924, molti lavoratori delle campagne e dell'industria abbandonarono le organizzazioni sindacali, mentre tanti contadini e operai espulsi dalle attività produttive e ormai senza possibilità di lavoro emigrarono. Dopo
Dopo il 1924 il fascismo iniziò un'azione di epurazione e fascistizzazione dei consorzi agrari. I dirigenti liberamente eletti vennero sostituiti con altri imposti dal Partito Nazionale Fascista. La crisi economica del 1929 aveva aumentato il numero dei disoccupati e prodotto anche in Friuli un impoverimento dei mercati agricoli. Era crollato il prezzo dei bozzoli e quello del grano turco. Lo Stato intervenne a favore dei grandi proprietari, lasciando che la crisi pesasse sui piccoli proprietari, sui mezzadri e sui braccianti. Nel 1935 il fascismo approvò il patto generale di mezzadria, che peggiorava le condizioni contrattuali del patto libero del 1921 e facilitava anche la possibilità di sfratto. Alle sanzioni decretate contro l'Italia dalla Società delle Nazioni a seguito dell'aggressione all'Etiopia, Mussolini rispose con la politica delle controsanzioni, ovvero con l'autarchia, e il 23 marzo 1936 dichiarò: «L'Italia deve raggiungere il massimo livello di autonomia economica per il tempo di pace e soprattutto per il tempo di guerra». L'autarchia e l'espansione delle colture cerealicole estensive a danno di zootecnia, viticoltura specializzata e ortofrutticoltura causarono il ripiegamento della società rurale su un'economia agraria fondata su autoconsumo e produzione di prodotti poveri. L'abbandono delle campagne della popolazione marginale era impedito dal regime e fu inevitabile un'agricoltura di sostentamento. La raccolta delle piante spontanee, la caccia alle talpe per venderne le pelli, la raccolta della legna trascinata dai fiumi, i furti campestri, la pesca di frodo divennero attività integrative per la popolazione contadina priva di terra. Tra il 1925 e il 1942 le preture di Portogruaro, di Latisana e di Palmanova emanarono circa 2000 sentenze per furti campestri, un centinaio per pesca di frodo e una cinquantina per caccia di frodo. La compressione del reddito agricolo e l'impossibilità di trovare fondi di reddito integrative furono una costante. Con la legge del 24 dicembre 1928, il regime fascista lanciò un articolato piano per la messa a coltura di nuove terre. La parola d'ordine era bonifica integrale. Anche in Friuli sorsero numerosi consorzi di bonifica. Il più importante fu il consorzio di secondo grado per la trasformazione della Bassa Friulana, per un'area di circa 70.000 ettari. Questo, come tanti progetti di bonifica, non furono portati a termine completamente. A partire dal 1937, la Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, SNIA Viscosa, intervenne in una vasta area tra i comuni di San Giorgio, Gonarse e Bagnaria. Si trattava di un territorio asciutto ma paludoso, adatto alla coltivazione della canna gentile, indispensabile per la produzione di fibre tessili artificiali. Erano circa 7.000 ettari nel comprensorio di bonifica Famula, zona di Torre di Zuino. Attraverso l'acquisizione di aziende agricole grandi e piccole nasceva la Società Agricola e Industriale per la Cellulosa Italiana, SAICI, con capitale interamente versato dalla SNIA. Su circa 6.000 ettari bonificati furono impiantate coltivazioni di canna gentile, ma anche di eucaliptus e di pioppi, tutte idonee alla produzione di cellulosa. Nell'autunno del 1937 iniziarono i lavori. Il 21 settembre 1938 Mussolini inaugurava gli stabilimenti di Torre di Zuino per la fabbricazione della cellulosa, insieme a una parte del centro urbano completato successivamente. Autarchia, ruralità e decentramento degli insediamenti, tre elementi rispondenti alle finalità del regime, venivano a coesistere.
mesi or sono questo territorio aveva l'aspetto di una landa semideserta. Dopo pochi mesi di lavoro è sorto un stabilimento che si può annoverare tra i più grandiosi d'Italia e questo. Per tutti gli anni '20 e fino alla prima metà degli anni '30, il fascismo diede del Friuli un'immagine falsata di un luogo idilliaco dove le tradizioni, le danze in costume, il lavoro contadino prendevano decisamente il sopravvento su quello della modernizzazione dell'agricoltura. Quello evidenziato era un lavoro tradizionale, preludio di un riposo festoso, fatto di balli antichi e di tenerezze. Il regime celebrava le feste dell'uva e del vino e le mostre degli animali da cortile alla presenza di sottosegretari all'agricoltura e allegre danze paesane. Ma il vero volto delle campagne friulane era un altro. La situazione era allarmante, vi era scarsa richiesta di prodotti, prezzi troppo bassi, debiti gravanti sulle proprietà di quegli agricoltori che avevano effettuato migliorie agrarie ricorrendo al prestito. Ristagnavano anche la bachicoltura, la zootecnia e la produzione di foraggi, da sempre settori trainanti. Era in aumento il numero dei braccianti nullatenenti e diminuiva quello dei mezzadri, dei coloni e dei piccoli proprietari. I prefetti, per arginare il fenomeno della disoccupazione, richiedevano di continuo ai ministeri competenti lo stanziamento di fondi da destinare a opere pubbliche e spesso ricorrevano alla sistemazione di argini o strade per fare carità del lavoro. Il fenomeno dell'emigrazione era ripreso all'indomani della Grande Guerra. I friulani, non potendo più recarsi in Germania e Austria, fortemente penalizzate dai trattati di pace e con l'economia in ginocchio, si dirigevano verso la Francia, il Belgio e il Lussemburgo e successivamente verso l'America del Sud. L'emigrazione clandestina era in forte crescita e sarà sempre più numerosa per le restrizioni che imporrà il fascismo. Tra il 1931 e il 1932 alcune centinaia di famiglie friulane, in maggioranza ex mezzadri che provenivano per lo più dalle campagne di Pordenone, San Vito al Tagliamento, Latisana, Codroipo e Palmanova, vennero convinte dalle organizzazioni fasciste, con la promessa della terra, ad imbarcarsi per la Cirenaica. La colonizzazione della Libia era un cavallo di battaglia del regime, ma bisognava dissodare e coltivare zone semidesertiche. Nel 1935 molti contadini disoccupati furono arruolati per la guerra d'Etiopia e nel 1936 circa 13.000 lavoratori friulani furono lì inviati per la realizzazione della rete stradale. Nel 1937, consolidata l'alleanza con la Germania nazista, molti lavoratori friulani vennero inviati in Germania a lavorare per l'economia di guerra di Hitler. L'entrata dell'Italia fascista nel secondo conflitto mondiale, il 10 giugno del 1940, bloccherà il fenomeno dell'emigrazione e porterà l'Italia vicina a una catastrofe irreversibile. La resistenza, la libera scelta di combattere contro il nazifascismo da parte del popolo fu un avvenimento di grande importanza politica, militare, ma soprattutto sociale nella storia del Friuli e d'Italia. Tagliò infatti le radici del fascismo, eliminò la monarchia che l'aveva voluto e appoggiato, restituì ad operai e contadini la libertà, la democrazia, i diritti civili soppressi. Diede di fatto nuova linfa alla società, riportando in primo piano le classi subalterne, quei contadini, quegli operai che da sempre erano stati esclusi dal paese legale.
Dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale, con la vittoria delle forze antifasciste e il ripristino del parlamentarismo, la questione irrisolta della riforma dei patti agrari riesplose, come se il fascismo fosse stato solo una ventennale parentesi. Nel gennaio del 1946 vi erano in Friuli 55.846 disoccupati. I contadini che si arrabattavano in lavori precari erano moltissimi. L'agitazione agraria organizzata riprese nel 1947-48. La mezzadria ormai era un contratto arcaico e iniquo. Il Consiglio dei Ministri, nel maggio 1947, aveva convertito in legge il lodo De Gasperi, che fino allora aveva sancito quella che fu chiamata la tregua mezzadrile. Per evitare l'innestarsi di agitazioni coloniche al momento del primo vero raccolto del dopoguerra, il 24 giugno 1947 la Confederazione Italiana degli Agricoltori, la Confida, sottoscrisse con la CGIL un accordo per l'attuazione della legge sul lodo mezzadrile, che per la prima volta attribuiva ai concedenti una percentuale inferiore al 50% del prodotto, nel senso che destinava il 4% della parte padronale alla realizzazione di lavori di miglioria fondiaria. Il prezzo dei bozzoli era sceso dalle 500 lire al chilogrammo del 46 alle 350 lire del 47, ma solo 150 lire sarebbero state corrisposte alla consegna del prodotto, il resto a data da stabilire. Il 6 giugno 1947, al momento della consegna dei bozzoli all'essiccatoio cooperativo di San Vito, il sindacalista Angelo Galante della Federterra e i mezzadri pretesero che le ricevute riportassero la divisione al 60% e che fossero rilasciate a nome del mezzadro invece che a quello del proprietario terriero. Dopo un contraddittorio assolutamente senza precedenti, il conte Francesco Rota, ex sindaco, ex senatore, gran difensore della mezzadria e decano dell'Associazione Agraria Friulana, dovette accettare che si procedesse così. Era la fine dell'ascendente dei padroni sui coloni, la fine di un mondo che la restaurazione contrattuale fascista aveva trascinato per 25 anni. Nella bassa friulana, agitazioni di mezzadri e di braccianti per l'applicazione del lodo De Gasperi e per l'assunzione dei disoccupati si ebbero il 13 maggio del 47 a San Vito, il 19 novembre nella zona tra Culeia e Strassoldo, il 3 gennaio del 48 a Ruda, Villa Vicentina, Cervignano e Aquileia. Una protesta clamorosa si ebbe inoltre a San Vito al Tagliamento nel gennaio del 48. La mattina del 29 gennaio 1948, sul piazzale del santuario di Madonna di Rosa, si radunarono oltre 3.000 persone, alcune armate di badili, forche e scuri. Poi, in pochi minuti, si formarono dei gruppi di 50-100 uomini e donne che entro le 9 presidiarono tutte le ville e le aziende dei Rota, Altan, Pascatti, Zuccheri, eccetera. C'era da far firmare un dattilo scritto in cui i proprietari si impegnavano ad assumere un disoccupato ogni 5 ettari di terra posseduta e ad accettare la legge sul riparto mezzadrile. Prima che gli ex partigiani del servizio d'ordine riuscissero a frenare la folla, essa entrò nella villa e nei magazzini del conte Rota, assente, saccheggiandoli. Un'autoblinda fu rovesciata nel fossato e le forze di polizia dovettero accettare che lo sgombero della villa fosse effettuato dal servizio d'ordine della Camera del Lavoro. Carlo Tullio Altan, circondato nel salone d'ingresso del palazzo di suo padre da donne vocianti e contadini con la scure, propose a Galante un accordo che sbloccasse la situazione. Una percentuale maggiore per il 1945-46 e l'assunzione di un numero indeterminato di braccianti, non in base agli ettari, ma fino a coprire coi loro salari la percentuale del reddito aziendale destinata a lavori di miglioria come indicata dal lodo. Galante accettò subito.
e lo stesso dattilo scritto firmato da Tullio Altan fu sottoposto quel giorno e in quelli successivi a tutti gli altri possidenti. Il giorno seguente si ripeterono le stesse pressioni finché tutti i proprietari firmarono. Si decise di andare nel pomeriggio a fare la stessa opera di persuasione in altri paesi e a Cordovado. Qui si schierò la Celere. Ne seguì un furibondo parapiglia tra la polizia chiamata dai possidenti e alcune centinaia di dimostranti. Il 5 febbraio si raggiunse in prefettura l'accordo per l'assunzione di 300 disoccupati, che furono però licenziati il 22 aprile, 4 giorni dopo il risultato elettorale che sanciva la sconfitta dei partiti di sinistra alle elezioni politiche. Confortati dal risultato elettorale, alcuni proprietari terrieri denunciarono per i fatti di gennaio 35 persone, tra cui 5 donne e il dirigente sindacale Angelo Galanti, accusato di resistenza alla forza pubblica, di furto e saccheggio, nonostante si fosse prodigato per salvaguardare i beni all'interno delle ville occupate. A novembre venne condotto alle carceri di Pordenone, dove rimase per 45 giorni. Furono necessarie grandi manifestazioni, la raccolta di migliaia di firme e uno sciopero generale per ottenere il suo rilascio. Nel 1950 la CGIL di Di Vittorio delineò un piano del lavoro, un programma di spesa pubblica che attraverso la costruzione di infrastrutture in agricoltura e nell'energia elettrica avviasse sfruttamento delle risorse e sviluppo economico e frenasse la disoccupazione. In Friuli il piano del lavoro prevedeva tra l'altro la rinascita economica della Bassa Friulana, con il completamento dei canali di bonifica, la costruzione di alloggi, di scuole, acquedotti. Si svolsero in ogni paese assemblee dei disoccupati per individuare obiettivi e forme di pressione. Il 1 maggio a Cervignano i sindacalisti Guido Danalutti, Franco Graziutti e Antonio Ruffino e il deputato Gino Beltrame presentarono il piano per l'ultimazione del canale Cormor. Esso avrebbe bonificato 11.000 ettari, sarebbe costato 2 miliardi e avrebbe dato lavoro a 1.400 lavoratori per 2 anni. Ogni paese della Bassa contava centinaia i suoi giovani senza lavoro. Essi aderirono con entusiasmo all'agitazione. Consisteva nell'andare con la pala nell'alveo del canale, lasciato incompiuto dal fascismo, lavorare per tutta la giornata e nel contempo sollecitare il prefetto affinché fossero stanziati dei finanziamenti. Si trattava di una manifestazione simbolica. I disoccupati lavoravano gratis in attesa di essere assunti. Era lo sciopero a rovescio. Nei giorni seguenti quasi tutti i giovani disoccupati, più di 2000, coi sindaci e gli assessori dei 15 comuni della Bassa, si trovarono nel bosco di San Gervasio e sul Greto del Torrente per lavorare, mentre altri giravano con un camioncino per i paesi a raccogliere viveri. Anche alcuni parroci testimoniarono la loro solidarietà coi disoccupati. Poeti e pittori andarono lì anch'essi. Incominciò la repressione poliziesca, poiché i vertici politici compresero che se i 10.000 disoccupati della Bassa e i 55.000 del Friuli avessero iniziato a fare come quelli sul Cormor, le implicazioni politiche sarebbero state incontrollabili. Ma i braccianti ritornarono sul Cormor ogni giorno, nonostante le cariche della polizia, e alla sera, ritornando nei paesi, si tenevano comizi per chiedere la solidarietà della popolazione. Sul Cormor vennero anche le donne dei disoccupati, sorelle, fidanzate e mogli, che nell'argine del canale si posero davanti ai poliziotti del commissario Gallo. Quando la Celere caricò le donne, intervennero gli uomini che erano nel bosco.
De Gasperi venne a Udine e promise soldi per i lavori. Fu di parola. Il 27 giugno vennero assunti 1000 disoccupati. Quella sera giunsero a Pocenia 3.000 persone per festeggiare il successo della lotta del Cormon. Negli anni 40 e 50 riprese l'emigrazione verso Francia, Australia, Belgio e Argentina e l'attivismo sindacale di sinistra, a cui faceva fronte una parte d'opinione pubblica moderata che manifestava la propria diffidenza. L'Italia a quel tempo era divisa profondamente in due, quella cattolica e quella che guardava a sinistra. Anche in Friuli si era dalla parte dei rossi o dei bianchi, non esistevano mezze misure. Lungo tutti gli anni 50 e 60, la campagna motore economico secolare della Bassa Friulana subì profondi cambiamenti, rivoluzionando esistenza e generi di vita di migliaia di mezzadri e braccianti, senza però modificare nella sostanza la struttura proprietaria. Negli anni 60 si assistette al declino di una delle categorie che avevano alimentato tante lotte contadine, quella dei mezzadri. Il calo degli occupati in agricoltura tra il 1951 e il 1961 fu circa del 18%, a fronte di un rialzo degli addetti all'industria del 13% e di un rilevante aumento occupazionale nel terziario. Tale situazione si dovette a vari fattori: al consistente fenomeno migratorio, alla crescita dell'occupazione nell'edilizia legata allo sviluppo turistico del litorale e al conseguimento della fine di taluni lavori di bonifica. Il luogo di maggiore concentrazione di forza lavoro di tutta la Bassa fu il complesso agroindustriale di Tor Viscosa, nei cui reparti affluirono migliaia di persone, attanagliate anche dall'indebolimento del potere d'acquisto delle classi rurali, che non aumentava allo stesso ritmo del livello generale dei prezzi. Tra il 1947 e il 1961 la popolazione crollò nelle zone a prevalenza mezzadrile, colonica e bracciantile. Nella parte occidentale della Bassa si assistette ad un decremento di 1/4 della popolazione, mentre in quella orientale il fenomeno, in ogni modo rilevante, specialmente nell'area di Aquileia, Terzo, Ruda e Fiumicello, fu del 12% e assunse una connotazione diversa per la presenza della SAICI e per il ruolo svolto da molte cooperative di produzione lavoro che fornirono una temporanea occupazione. Una moltitudine di contadini senza terra, delusi nella loro aspettativa di rimanere nelle campagne, senza prospettive di lavoro e in condizioni di estrema precarietà di vita, diventarono operai nei cantieri svizzeri, belgi, francesi o in paesi del Sud America e in Australia. Complessivamente, tra il 1947 e il 1958, in tutto il Friuli si contarono 230.000 emigranti, pari a 1/3 della popolazione totale. Un po' d'ossigeno all'economia della Bassa davano proprio le rimesse degli emigranti che regolarmente arrivavano ai familiari rimasti nei paesi d'origine. Altro fatto determinante per la storia della Bassa negli anni 60 e 70 fu lo sviluppo del comparto industriale dell'edilizia legato strettamente al forte sviluppo turistico del litorale friulano, grazie alla nascita di realtà come Bibione e Lignano, località quest'ultima che passò da frazione di Latisana a comune autonomo nel 1958. Per quanto riguarda l'industria, l'incremento interessò soprattutto il settore tessile ad opera di gruppi nazionali e successivamente quello metallurgico e meccanico. Infatti, fra il 1951 e il 1961, questi ultimi due comparti passarono a coprire dal 15 al 21% della produzione industriale, mentre quello tessile scese dal 21 all'8%.
Protagonisti a livello sociale, in parte dimenticati, della transizione dal Friuli tradizionale a quello modernizzato degli anni 60 furono operai e contadini che, coadiuvati nelle loro giuste rivendicazioni dalla CGIL, diedero un decisivo impulso alla realizzazione di un nuovo modello di sviluppo, quello che diventerà negli anni successivi il modello Friuli.